risotto al cefalo. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo un risotto al cefalo. Allora, è un risotto che mi ha insegnato mio padre era veneziano e almeno insomma una volta era un risotto che si faceva, un risotto con la bosega. Non so se è ancora così usato, anche perché il cefalo è diventato un pesce non molto usato, benché il cefalo sia un ottimo pesce, deve essere bello fresco, deve essere insomma un buon pesce per darci un buon brodo. È un brodo molto ricco quello del cefalo di grasso e dà molto gusto. Lo ricaveremo dalla bollitura del nostro cefalo con un courbillon di verdure, molto semplice. Ci mettiamo del vino, del burro, formaggio, non sarà mantecato classico ma molto velocemente come un po' è quello casalingo, ed è un risotto in bianco. Un risotto che noi mangiavamo alla vigilia o a Capodanno, era insomma che le feste, diciamo. Potete variare il pesce, cioè potete mettere una rana pescatrice, una cernia, un pesce che più vi piace, adatto chiaramente per una cottura a bollitura, quindi di una certa quantità di grassi, se no viene troppo stopposo poi alla fine questo pesce. Vi lascio alla ricetta, prima gli ingredienti e poi la preparazione. Per fare questo nostro risotto al cefalo ci serviranno 300 g di cefalo, questo è per 3 persone, quindi 300 g di cefalo già lessato e pulito, poi vi farò vedere come l'ho lessato, del parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di prezzemolo, 3 cucchiaini abbondanti di burro, 100 ml di vino bianco, 60 g di cipolla, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, un litro di brodo che abbiamo ricavato dal nostro pesce, vi farò vedere sempre come l'ho fatto, olio extravergine e io calcolo 80 g a persona il riso, quindi 240 g di riso, un buon riso per risotti, un carnaroli, scegliete voi, un riso che tenga bene la cottura. Vi ho detto che vi avrei fatto vedere come ho bollito il mio cefalo e come ho creato il brodo. Cefalo ben pulito, squamato, io ho levato anche la testa ma ce l'ho rimessa perché dà gusto nel nostro brodo, coperto di acqua, una foglia di alloro, una costa di sedano, una carota non troppo grande, mezza cipolla, un cucchiaino di sale grosso, non troppo pieno. Faccio cuocere, vi dirò esattamente poi quanto è cotto, non lo cuociamo troppo se no diventa stupposo. Poi filtreremo il nostro brodo, vabbè, poi vedrete. Ho fatto cuocere all'incirca, per questa pezzatura del cefalo che era 1,3 kg da pulire, quindi eviscerato poi diventerà all'incirca 1 kg, io l'ho fatto cuocere per una ventina di minuti. Questo è il brodo di cottura, adesso io lo filtro e me lo conservo perché questo poi ci servirà per allungare il nostro risotto, quindi per cuocere mano a mano il nostro risotto. La prima cosa che dobbiamo fare, e che io già sto facendo, è prendere il nostro vino e farlo bollire per 2 o 3 minuti, in modo che evapori tutta l'alcol che c'è dentro e rimanga solo il gusto del vino, così non avremo quella nota un po' acida che di solito l'alcol ci dà. Oltre alla cipolla ci dovremmo tritare il nostro spicchio d'aglio, però io non lo faccio perché mi rimane un po' indigesto e allora ce lo metto a metà e poi lo levo, ma la vera ricetta ci dice che dobbiamo mettere insieme alla cipolla tritata fine anche l'aglio in dotazione. Ho messo la cipolla tritata, se volete potete mettere anche l'aglio tritato, ma io vi ho detto lo metto intero e poi lo levo, il burro e l'olio. Per 3 persone l'olio saranno 6 cucchiai.
vi voglio far vedere il brodo del nostro cefalo. Vedete come grasso, sembra davvero un brodo di pollo, di carne, ma è così perché il cefalo è abbastanza grasso. Non va tolto questo grasso, va usato, e adesso riscaldo il mio brodo per poi poterlo aggiungere al nostro risotto mano a mano. Ora che la nostra cipolla e il nostro aglio sono belli rosolati e la cipolla si è cotta bene, io levo l'aglio. Se invece l'avete messo dentro, chiaramente sarà in questo trito che avete fatto, e metto il cefalo, che chiaramente è pulito bene e di conseguenza ovviamente è ben spinato, mi raccomando, per le spine e anche la pelle. Ecco qui. E adesso lo facciamo un po' insaporire e poi ci mettiamo il nostro vino per sfumare. Aggiungo il vino, vedete che si è ristretto un po' il vino, ovviamente perché abbiamo levato l'alcol e quindi è evaporato. Dopo che il nostro vino è evaporato, io ho aggiunto un po' del nostro prezzemolo in rotazione tricato fino e il riso. Adesso lo tostiamo un poco e prima di mettere il riso ho levato per ogni commensale un cucchiaio del nostro cefalo insaporito. Il nostro brodo è caldo e incominciamo ad aggiungerlo mano a mano al nostro pesce con il riso. E lo cuociamo come si cuoce un risotto, non lo giriamo molto. Il mio risotto sta andando, vi volevo dire, mi raccomando, non fatelo mollo, deve essere un risotto bello, cremoso e al dente, quindi state attenti a non farlo andare oltre la cottura. Meglio un po' più al dente perché poi mentre si impiatta eccetera tende ancora. Ora che il mio risotto è a cottura, io ho aggiunto per 3 persone diciamo un cucchiaio di parmigiano e lo faccio mantecare. Aggiungo altro pepe poi quando impiatto, assaggiate il tutto se va bene e adesso impiattiamo. Ecco il nostro risotto al cefalo pronto per essere servito. Io l'ho messo nel piatto, ho messo la spolverata di parmigiano, il nostro pesce al centro, quello che abbiamo conservato, una bella spolverata di prezzemolo, pepe e buon appetito a tutti!